Ridisegnare gli obiettivi dell'Europa tutelando le minoranze linguistiche e culturali che spesso subiscono le decisioni in materia di economia e di finanza. Se ne parla ad Alghero nella prima conferenza internazionale delle nazioni senza Stato. Sardi, friulani, ladini, albanesi di Calabria, corsi, baschi e catalani, scozzesi e irlandesi che si esprimono in gaelico, berberi del Nord Africa da non considerare subalterni nel contesto mediterraneo. Sono le 10 nazioni senza Stato che l'Istituto Camillo Bellieni di Sassari fa incontrare ad Alghero. 3 giorni dedicati all'identità, storie civili e politiche con un grande interrogativo. Che ruolo hanno le minoranze linguistiche e culturali per chi è chiamato a decidere a Strasburgo e Bruxelles? L'obiettivo principale è quello di ridefinire un progetto politico che rilanci l'Europa, ma non l'Europa delle banche, l'Europa dei finanzieri, ma l'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli. I vecchi temi dell'Europa comunitaria, temi che aveva posto certamente un personaggio come Altiero Spinelli, ma i temi che avevano posto in Sardegna personaggi come Camillo Bellieni, personaggi come Mario Melisi, personaggi come Michele Columbu, che furono dei grandi protagonisti in quelle battaglie, per esempio per i diritti linguistici. Tra i partecipanti indipendentisti, autonomisti, separatisti convinti, anime diverse che si vorrebbe far confluire in un unico movimento internazionale che abbia un peso nel rivendicare il principio di autodeterminazione, sappia conquistare maggiore rappresentatività nelle istituzioni. Vorremmo richiamare le forze politiche a questo impegno proprio per una ridefinizione di un grande progetto politico per l'Europa.